Di Aprilia, Ugo Ciccarelli di Napoli il secondo, Domenico De Candia di Molfetta il cronometrista. Audace Verona in piena lotta per l'ultima posizione, per il treno delle finali. 16 punti, fondamentale la vittoria con un'altra pugliese, con Molfetta, nella sfida dello scorso weekend giocata in casa. Invece il Bitonto punta il primo posto in classifica. Oggi c'è una gara importante, alle 18 c'è Tiki-Taka Falconara che andrà un po' a rallentare il cammino, potrebbe rallentare il cammino di una delle due squadre o di entrambe in caso di parità, due dirette concorrenti del Bitonto. Bitonto che parte con Iosi, il solito quintetto carioca con Iosi, poi Diana Santos, Tampa, Renatigna e Lusileia. Dall'altra parte invece Marta Verdù tra i pali, poi Puthoff, la brasiliana, con Giulia Ferreira, con il numero 2 Arianna Pomposelli e Caterina Biasiolo. Queste le 5 che partiranno dal primo secondo di Bitonto Audace Verona. Ancora qualche istante poi Lusileia potrà toccare il primo pallone della partita. Il sorriso di Lusileia, il capitano del Bitonto. Qualche istante probabilmente anche per cominciare alle 16 precise. Sono le 57, alla fine però l'arbitro decide di partire, fischietto alla bocca. E niente, ancora qualche istante. Bitonto che... Ecco, sono partite le due squadre, è partita la partita. Dicevamo Bitonto che ha vinto nell'ultimo turno 7-2 a Foligno, si conferma formazione schiacciasassi soprattutto dall'enorme potenziale offensivo. Nell'ultima gara casalinga addirittura la squadra di Marzoli ha superato le 100 reti questo campionato. E primo pallone, primo possesso del Bitonto con Renatigna che va in mezzo da Lusileia che col piatto spegne un po' questo pallone. Facile gestione per Verdù. Ferreira dietro da Puthoff, Biasiolo, la pressione di Renatigna che funziona, palla recuperata dal Bitonto. Tampa, Renatigna, la finta, calcia col mancino, fermata però ancora dalla capitano Laura Puthoff che poi si complica un po' la vita, va dietro, sostenuta da Ferreira. Verdù, il lancio lungo, facile per Iosi, dall'altra parte la collega verde oro. Tampa, Lusileia, di prima Diana Santos che prova a pescare Tampa che intanto era andata lì a sinistra a attendere il pallone. Recupera il pallone l'Audace Verona, Pomposelli perde la palla, Diana Santos al centro per Tampa, si porta il pallone sul mancino, la scivolata di Ferreira, rimessa laterale Bitonto. Renatigna con la suola da Tampa, poi Diana Santos, ancora Tampa,
Diana Santos, Renatinha, Tampa, attenta Ferreira, Tampa, dentro Lusileia, legge bene Biasiolo che poi con Pomposelli prova ad uscire dalla propria metà campo, ma è ancora Bitonto che insiste. Renatinha, Diana Santos, Tampa, ancora Renatinha. Cominciato bene la squadra di Marzoli, palla dentro, lo scarico per Diana Santos di Lusileia, palla toccata da una giocatrice dell'Audace, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos, Tampa, la palla deviata da Caterina Biasiolo, sull'ultimo tocco, corner per le pugliesi. Tampa si coordina di Lusileia, bella la conclusione, schermata però dalle giocatrici di Rossi. Allora riparte l'Audace Verona con questo pallone lanciato lontano, palla fuori e il Bitonto che torna a possesso del pallone. Renatinha, palla centrale, tocca appena Lusileia, Diana Santos, duello con Ferreira, ultimo tocco di Diana Santos, d'accordo anche la centrale brasiliana. E allora put-off per l'Audace, Ferreira con difficoltà riesce ad arpionare Pomposelli, Biasiolo, ancora Pomposelli, palla addosso a Tampa, Verdù, lancio lungo, Iosi, Tampa, Renatinha, ancora Renatinha e forse l'autorete di Ferreira. Allora confermiamo l'autorete di Giulia Ferreira sull'azione di Renatinha, provato a mettere in mezzo questo pallone, ha toccato la numero 12 dell'Audace e Bitonto che passa in vantaggio. Prova a riscattarsi Ferreira con un mancino dalla distanza, ci mette una mano Iosi, sarà corner per le Venete, sotto di un gol dopo 3 minuti e 15 secondi. Il pallone rimane lì, Biasiolo, Iosi lo blocca con le mani, lancia a Tampa, Tampa dentro, c'è la deviazione di Ferreira, riparte l'Audace, Diana Santos, il fallo. Secondo Colangeli di Aprilia, netto il fallo, fischia subito, calcio di punizione, primo fallo della partita, fallo commesso da Diana Santos, sbaglia Ferreira, non legge il movimento di Pomposelli, una delle giocatrici Pomposelli da più anni, progetto Audace. Lusileia prova a chiudere la triangolazione con Renatinha, palla troppo lontana, ma è ancora Bitonto, Tampa calcia, brivido per l'Audace. Conclusione di Tampa, calciato bene, recupera il pallone Lusileia, trattenuta ma regge alla pressione, poi arriva l'aiuto di Pomposelli che non riesce a superare Lusileia, palla fuori, rimessa laterale per il Bitonto che rimane nella metà campo degli avversari. Sarà corner per le Leonesse di Marzoli, pronte vicino alla balaustra, intanto tiro di Tampa, la deviazione di Renatinha, palla fuori, pronte vicino alla balaustra Mansueto, Grieco e Nicoletti.
La prima ad entrare è Nicoletta Mansueto, autrice di una ottima stagione fino a questo momento. Altri 2 gol a referto nella vittoria di Foligno. Iosi calcia Renatigna, teso il tiro con la mancino di Renata Damatti, palla fuori, rimessa dal fondo per l'Audace Verona. Puttoff, Ferreira, calcio Pomposelli, Biasiolo, Ferreira, Biasiolo, ancora Ferreira, agguanta Biasiolo, sfrutta le lunghe leve, poi Renatigna prova a darle fastidio, riesce a portarla all'errore. Rimessa per il Bitonto, Renatigna, Nicoletti dietro per Mansueto. Mansueto gira in direzione Grieco, poi Nicoletti, ancora Mansueto, addomestica il pallone. Renatigna, Grieco, ultimo tocco di Puttoff. Laura Puttoff, la brasiliana di Curitiba. Calcio a Mansueto, blocca Verdù. Prova a fare tutto da sola Pomposelli. Nicoletti, Puttoff di forza, non c'è fallo. Pomposelli per Biasiolo. La risposta di Iosi che mura la conclusione della numero 28. Ancora Audace Verona, la reazione si spegne però tra le braccia di Iosi, la conclusione sporcata di Pomposelli. Nicoletti, Greco, palla centrale per Nicoletti, smessa verso Renatigna, Mansueto affrontata da Ferreira, Nicoletti tiene il pallone in campo, costringe un recupero Grieco, poi lo scambio con Renatigna, Mansueto, ancora Renatigna, riesce a toccare in direzione Grieco, ancora Renatigna, vince il duello, Renatigna fermata da Puttoff, ha provato a fare tutto da sola l'italo-brasiliana, ma è stata fermata ancora dalla presenza di Laura Puttoff. Ferreira, ancora Puttoff, allontana. La pressione del Bitonto sempre alta, poco margine per esprimersi per la squadra di Andrea Rossi. Dicevamo inizio telecronaca, Andrea Rossi che è giovanissimo, classe 93, tanto occhio qui al Bitonto, chiamata in causa Verdù all'uscita su Nicoletti. Dicevamo Andrea Rossi che ha, dopo una lunga esperienza nel futsal giocato, quest'anno ha deciso di smettere, di prendere i famosi scarpini al chiodo e di cominciare l'avventura da allenatore in una squadra big. Occhio a Mansueto, il secondo tentativo su Verdù, si chiude però il portiere valenziano. Rimessa laterale per il Bitonto che insiste. Renatigna, Ferreira, poi Biasolo, Puttoff a sostegno, palla dentro, anzi era Zandonà ad aver spostato il pallone a sinistra per Puttoff. Prova con questo strappo ad uscire dalla propria metà campo il Verona. Palla fuori, Zandonà riesce a calciare, poi Mansueto, palla che si pianta sul terreno, Pomposelli, il raddoppio di Nicoletti, arriva terzo elemento, ma Verona che continua ad attaccare, intervento di Renatigna, Nicoletti, fermato l'Audace, può ripartire il Bitonto, Mansueto, tocco di Renatigna, chiude Ferreira, rimessa laterale per le ragazze di Marzoli.
Assenza importante per il Verona, non c'è Benedetta De Angelis che è rimasta appunto a Verona. De Angelis che aveva con una doppietta segnato parte delle reti con cui il Verona ha battuto il Molfetta. Assenza comunque importante per l'organico di Rossi. Verdù, palla lunga, De Cao mette giù il pallone, palla dentro Ferreira, l'uscita di Iosi, si gira Giulia Ferreira, ha poco spazio per calciare verso lo specchio, palla fuori, con le mani Iosi, palla lunga verso Mansueto che riesce a servire Greco, ancora Greco col mancino, palla addosso a Giulia Ferreira, rimessa laterale per il Bitonto. Tampa, Mansueto, Tampa dentro per Nicoletti, quasi da fermo il tiro di Susi Nicoletti. De Cao, braccata proprio da Nicoletti che prova a chiuderla, l'ultimo tocco è di De Cao, Iosi, Greco, Tampa, le ruba il pallone Zandonà, ma Tampa è brava a soffiarlo, c'è Mansueto dall'altra parte, era libera, ha preferito con altruismo andare da Tampa, impreciso però il passaggio, sfrutta male un'occasione, una transizione che poteva essere positiva il Bitonto. Putov provato a dialogare con Arakawa, Nanako Arakawa, entrata la giapponese da qualche istante. Lucileia, le tocca il pallone Putov, rimessa ancora per il Bitonto. Lucileia, Tampa, si accentra Tampa, calcia col mancino, miracolo di Marta Verdù, gli applausi del pubblico del Palapanzini per l'iniziativa di Tampa, calciato molto bene. Brava però nella risposta, distinto Verdù. Tampa sbaglia, si incarta, recupera Zaniolo, De Cao, tocca per Putov, ancora provato a lanciare il pallone Zandonà. Diana Santos, Greco di prima per Lucileia, Arakawa, Marta Verdù, lancio a lungo, superato la prima metà del primo tempo, 1-0, Bitonto resiste il vantaggio che è arrivato con un'autorete di Giulia Ferreira. Tampa, palla addosso a Zandonà, Diana Santos di prima, Arakawa, libera l'area, palla fuori. Diana Santos, palla per Lucileia che gira il pallone. Palla alta sulla traversa, dall'altra parte De Cao insegue la sfera sul suggerimento di Verdù, troppo lungo per lei.
Diana Santos, Lucileia, Tampa, partita sull'out di sinistra, palla dentro, Diana Santos, De Cao riesce a tenere il pallone, ancora De Cao, fa tutto da sola, calcia sul primo palo, applausi per De Cao e per la risposta di Josi sulla conclusione dopo l'assolo di Elena De Cao, la veronese, prodotto molto importante del vivaio dell'Audace dal 2022 in casa Audace. Zandona al volo, prova a rimanere bassa, c'è Diana Santos sulla traiettoria, poi Grieco ruba il pallone a sinistra, Lucileia, palla a destra per Diana Santos, ancora Diana Santos, si perde il Bitonto, non riesce a sfruttare l'occasione, palla dentro, Arakawa, recuperata la sfera da Tampa, poi Diana Santos verso Grieco, stesa da Arakawa che le dà una mano, non c'è fallo ma c'è il time out chiamato dalla panchina del Audace Verona da Andrea Rossi, più Bitonto che Audace Verona, anche se il Bitonto non è riuscito a sfruttare le occasioni avute fino a questo momento, a parte il gol poi arrivato con autorete di Giulia Ferreira. Audace Verona che a fiammate prova a far sentire la propria presenza all'interno della partita, ci ha provato, ultima De Cao ad uscire palla al piede sfruttando il fisico, è riuscita a mantenere anche la lucidità per calciare poi sul primo palo in maniera efficace. La risposta di Josi, questa è l'ultima azione dell'Audace Verona, Audace che tutto sommato sta facendo una buona gara in casa di una formazione che quando arriva quando gioca qui al Palapansini mette il turbo, soprattutto nelle ultime partite, grande superiorità Bitonto. Josi sbaglia, palla fuori. Ultime 3 gare casalinghe del Bitonto, 3 vittorie importanti sia dal punto di vista numerico, un 9-2 contro una Lazio, comunque squadra importante, 6-3 contro il Tiki-Taka che alla fine è la quarta forza del campionato e addirittura 15 gol alla Mezzia ultimo. Queste le ultime 3 gare casalinghe prima di questa. Ma torniamo al parquet, Renatigna, poi Tampa, Diana Santos, Renatigna, ancora Diana Santos, cerca spazio per calciare, Diana Santos dietro per Renatigna, Tampa, Diana Santos, Lucileia prova a toglierle il pallone dai piedi Puntov, Tampa, Diana Santos, Renatigna, cerca e trova Tampa! Che gol meraviglioso di Tampa, lo scarico sulla numero 5, una botta secca e precisa, 2-0 Bitonto con Ledian Tampa.
2-0 Bitonto quando mancano 7 minuti alla fine della prima frazione. Tampa, Renatigna, Diana Santos, ancora Tampa, Diana Santos dietro per Tampa, Renatigna, sfugge da Arakawa, Renatigna, il tocco sotto, ci stava regalando una perla Renata D'Amatti, sottolineata questa perla dagli applausi del pubblico. Riesce a salvarsi l'Audace Verona, palla fuori, Tampa di prima, palla che scende, ancora Tampa dietro, chiama in causa Iosi, Diana Santos, palla su Lusileia, Arakawa prova a spostarla, Iosi, Tampa a prendersi il pallone, inseguita da Putoff e Pomposelli. Alla fine Tampa con questa la rimessa laterale, Renatigna, Diana Santos in verticale da Lusileia, Diana Santos, Tampa, Lusileia, fa viaggiare il pallone il Bitonto, Diana Santos, Tampa, ancora Diana Santos, Renatigna, dentro per Lusileia, le tocca il pallone Arakawa con giusto tempismo, la nipponica, seconda stagione in Italia per Arakawa dopo l'esperienza di Foligno dell'anno scorso. Diana Santos dentro per Lusileia, palla fuori su Renatigna, calcia Tampa, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Bitonto. Renatigna, Tampa, ancora Diana Santos, Renatigna affronta Giulia Ferreira, Diana Santos si ferma, lo scarico per Tampa, calcia sull'esterno della rete, la deviazione credo di Lusileia, dall'altra parte prova la transizione la squadra veronese, però non è preciso il passaggio di Ferreira su Arakawa. Rimessa laterale per il Bitonto, 5 minuti ancora da giocare. Iosi centralmente va da Diana Santos, Renatigna, ancora Renatigna, poi Tampa, Mansueto sbaglia e allora rimessa per l'Audace Verona. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo che sorride al Bitonto di Silvano Intini, al presidente Intini. Calcio Diana Santos, il pallone rimane lì, non si accorge del pallone Mansueto che le finisce tra i piedi. Libera l'Audace Verona, Ferreira, Arakawa, ancora Nanaka Arakawa dietro per Verdù, Tampa sbroglia l'ennesima situazione, poi Renatigna, Diana Santos, il bolide, palla alta sulla traversa, ci ha provato con la botta dalla distanza Diana Santos. Ferreira, Arakawa, ancora Giulia Ferreira, Verdù, accomoda bene il pallone Pomposelli, dentro Arakawa, che risposta di Iosi, ancora la giapponese calcia, palla fuori. Ha alzato il muro Iosi Oliveira sulla conclusione di Arakawa, che poi non è riuscita a piazzare il pallone sul secondo tentativo. Ottima partita chiamata in causa un paio di volte, 2 o 3 volte Iosi ha risposto presente con grande efficacia. Renatigna, Mansueto, poi palla recuperata da Biasiolo che prova a farsi tutto il campo da sola, ma
viene fermata. Verdù rischia un po' in uscita. Pomposelli dall'altra parte per Arakawa, buono lo stop dietro Giulio Ferreira, centrale per Biasiolo, ancora Pomposelli, Biasiolo, finisce giù Biasiolo, non c'è fallo, l'ultimo tocco dell'Audace. Susi Nicoletti, Grieco, Renatin. Non si intendono sui movimenti Nicoletti e Renatigna, palla fuori e riparte l'Audace con Giulio Ferreira, Biasiolo, Grieco intercetta, recupera il possesso. Dall'altra parte Renatigna, affronta Giulio Ferreira, lo scarico per Mansueto, Mansueto calcia, deviato il pallone, prova ad uscire Pomposelli, arriva di gran carriera Grieco che ruba il pallone, dall'altra parte Mansueto finisce a terra Mansueto, e attenzione perché lì è vicino alla balaustra con Giulio Ferreira il duello, però fortunatamente sembra alzarsi senza grosse difficoltà, senza soprattutto ripercussioni. Nicoletta Mansueto è andata a prendersi questo pallone e ha conquistato comunque la rimessa laterale. Poi Renatigna, Grieco, ancora Mansueto, dentro il pallone, intercetta Pomposelli che manda il pallone lontano sulla pressione di Renatigna. Non è riuscita a gestire con lucidità questo pallone. Grieco, palla deviata, Renatigna, poi Mansueto, Grieco, anzi Nicoletti, ora Mansueto, c'è il fallo di Mansueto, calcio di punizione, il secondo fallo per il Bitonto. Putov, palla calciata lontano, dall'altra parte Mansueto di testa appoggia, ancora un pallone che esce. Ultimi 2 minuti, 2-0 Bitonto. C'è Ferreira, spazio ora l'Audace Verona, prova a piazzarla ma è ipnotica. José Oliveira non cede a Giulio Ferreira, con gli applausi del pubblico del Palapanzini. Corner Audace Verona, dall'altra parte Putov prova a spostare verso il centro il pallone, recupera Pomposelli, ora buon momento per l'Audace Verona, Zandona, Ferreira, occhi negli occhi con Nicoletta, con Susi Nicoletti, ancora Ferreira, palla deviata da Nicoletti, Audace Verona, Nicoletti recupera questo pallone, lo fa uscire da un blocco, poi Renatigna, dall'altra parte ancora Nicoletti con il sostegno di Mansueto, la palla è uscita, un po' di confusione, rimessa per il Bitonto che può rimettere in ordine le cose. Nicoletti, Renatigna, Nicoletti, Grieco, Renatigna, si fa tutto il perimetro e poi va a sinistra, col sinistro. Tutta la classe di Renato Damatti, questa frase ormai la diciamo spesso. (3-0) Bitonto, piedi magici.
di Renato Adamatti che percorre tutto il perimetro dell'area, poi con un tocco molto delicato trafigge, soprattutto preciso, trafigge Marta Verdú per il 3-0 del Bitonto quando manca meno di un minuto alla fine del primo tempo al fischio della sirena. Nicoletti, Renatigna, Grieco, Mansueto, sbaglia, Iosi va a ricucire, Grieco, la sterzata ancora Grieco dentro, Zandonà l'ultimo tocco di Zandonà, corner Bitonto subito battuto, Mansueto, Renatigna, Mansueto, Nicoletti dentro il pallone, è toccato quasi impercettibilmente Marta Verdú, ancora Bitonto per quella che potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo di allungare sull'audace. Renatigna, Nicoletti dietro lo scarico, Grieco 4-0, trova l'angolo lì in alto Grieco e coglie l'opportunità di portarsi sul +4 la squadra di Marzuoli, che ora preme il piede sull'acceleratore. Verona che ha concesso i centimetri di spazio al Bitonto per costruire e colpire. Arriva il fischio della sirena, 4-0 Bitonto. Primo tempo è momentaneo vantaggio meritato. Noi ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo della partita.
E allora torniamo in campo per il secondo tempo di Bitonto Audace Verona. Primo pallone toccato dall'Audace Verona con il pallone gestito da Biasiolo, poi Lusileia, sull'ultimo tocco, rimessa laterale, battuta subito da Renatigna, poi Diana Santos, l'appoggio per Renata Damatti, a sinistra Tampa, Diana Santos, Tampa, ancora Diana Santos, Tampa, Renatigna, Diana Santos dentro per Lusileia, la palla non passa, Putov va a chiudere Lusileia, poi interviene Verdù, Biasiolo, suo l'ultimo tocco, anzi no, di Tampa, e allora rimessa per l'Audace, Biasiolo, palla dentro per Pomposelli, le ruba il pallone con ottimo tempismo Diana Santos, dall'altra parte Lusileia, dietro da Tampa, spazio per calciare, ci prova, palla non lontana dallo specchio, Ledian Tampa, che già ha regalato una gioia ai tifosi dei bitontini con la rete del momentaneo 3-0. Segue il pallone Ferreira, anzi è stato il momentaneo 2-0 quello di Tampa. Poi Renatigna, poi Greco, palla verso Lusileia, Renatigna, Diana Santos, Tampa, ancora Diana Santos, palla centrale, Lusileia, scarico per Diana Santos, il tiro, Putov, ancora Diana Santos dentro, Lusileia, non colpisce il pallone, non riesce a colpire con il collo del piede, palla che finisce fuori. Verdù, palla in verticale verso Pomposelli, non riesce a tenere il pallone in campo, e allora rimessa per il Bitonto, che torna in possesso e continua a pressare nella metà campo dell'Audace Verona. Renatigna, Tampa, ancora Renatigna, palla su Diana Santos, poi ancora Lusileia, Renatigna cerca spazio, va da Lusileia, palla deviata, sarà calcio d'angolo per le ragazze di Marzuoli, subito battuto, Lusileia da Diana Santos, prova a piazzare, poi Biasolo, scusate, palla che viene toccata, ancora Audace Verona, Giulia Ferreira, Putov, Giulia Ferreira, ancora Putov, Pomposelli, Ferreira, Verdù, palla calciata lontana, termina fuori, rimessa per il Bitonto, in vantaggio 4-0 la squadra di casa. Renatigna, Lusileia, calcio a Renatigna, ci prova ancora a destra, poi Tampa addosso a Verdù, sarà corner, ancora Bitonto. Campo stessa ora c'è il kick-off, squadra che ha fatto molto bene, tanto occhio al pallone che rimane lì all'interno dell'area di rigore. Verdù allontana verso Giulia Ferreira, troppo lungo il passaggio, palla fuori, Goff che affronta il VIP, 1-0 momentaneo per le lombarde, anche loro in piena zona playoff. Si avventura Iosi, perde il pallone, Pomposelli, Putov rientra tra i pali, intanto Iosi
Ferreira, Putov, Ferreira, Pomposelli, Ferreira, Putov, sbaglia, rimessa laterale Bitonto, Renata, Tampa, Diana Santos, ancora Tampa, Renatinha, Diana Santos, palla per Lusileia, Diana Santos, ancora Diana Santos, intervento fenomenale di Verdú con una mano, con un braccio, evita il 5-0. Renatinha, Diana Santos, Lusileia, poi Tampa, Renatinha, lo scambio, Lusileia dentro, ancora Renatinha, Lusileia per il 5-0 Bitonto. È il consueto cuore dedicato alla tribuna di Lusileia, che mette a referto la sua 20ª rete stagionale, 18ª in campionato, 20 nell'arco della stagione 2024-2025. Zandonà, palla deviata, poi Renatinha, Lusileia dall'altra parte, Diana Santos mette giù il pallone Decao, palla toccata da Renatinha, rimessa laterale per le venete. Decao, Putov, Zandonà, ancora Putov, sbaglia, Lusileia, ancora Putov, ritorna su Lusileia, la giocata di Lusileia aiutata da Diana Santos, alla fine la rimessa è per l'Audace. Lusileia, sgancia Diana Santos, arriva Renatinha, vediamo se il tocco è stato il suo o di Decao, ma non cambia il risultato. 6-0 Bitonto. Dovrebbe essere stata Decao a toccare. Bitonto, che allunga e imprime ancora di più la sua forza sul match. Renatinha recupera ancora un pallone, c'è Nicoletti, Renatinha fa tutto da solo, serve Nicoletti, resiste Arakawa che favorisce l'uscita di Verdú. Arakawa di prima verso Zandonà, ancora Arakawa, Nanako Arakawa da Zandonà, Decao è partita, la vede Zandonà a sinistra, calcia addosso a Iosi, palla fuori, corner Audace Verona. Decao al volo, palla ribattuta da Nicoletti. Decao non si fa sorprendere, Renatinha che parte, palla al piedi davanti a Verdú, Renatinha, ancora Renatinha, rimane il pallone incollato, poi Grieco non riesce ad approfittare, palla su Decao, si salva ancora l'Audace Verona dal settimo gol, dal settimo sigillo del Bitonto. Grieco, Nicoletti, ancora Grieco, dietro Mansueto,
Grieco, Renatigna dall'altra parte, Renatigna sempre più prima nella classifica marcatori con 25 gol in campionato. Altra stagione molto prolifica per l'ex Ternana Estate. Quelli non sono mai mancati i gol dal percorso di Renata D'Amati in Italia. Ora è entrata Di Vincenzo, Grieco, Di Vincenzo cerca lo spazio per calciare, va giù, ancora possesso Bitonto con Iosi. Mansueto per Nicoletti, De Cao l'anticipa, rimessa per il Bitonto. Mansueto, Grieco, ancora Mansueto, Grieco, Nicoletti, Mansueto, Grieco, Mansueto calcia, palla fuori. Ferreira, Zandonà, d'esterno Ferreira, giocata che non arriva a destinazione, poi Grieco dall'altra parte al volo sul suggerimento di Iosi. De Cao si sposta il pallone da una parte all'altra del campo, Ferreira non riesce a accompagnare il passaggio di De Cao, rimessa laterale per il Bitonto quando ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. 6-0 netto finora della formazione di Marzoli. Sbaglia il rilancio il Bitonto e allora Zandonà calcia, libera De Cao, dall'altra parte Ferreira, dentro il pallone, Zandonà calcia addosso a Greco, palla fuori. Corner per l'Audace Verona. De Cao fuori, Zandonà al volo, palla che è uscita, rimessa per il Bitonto. Iosi, Di Vincenzo, ma il pallone è uscito, la rimessa è per l'Audace Verona. Audace che si ritroverà come avversaria alla prossima sfida interna la Lazio, considerando il buon ruolino interno, gara da approfittare per consolidare l'ultimo posto disponibile nelle 8 che andranno poi a giocarsi i playoff. Putov, Ferreira, Putov, Arakawa, Pomposelli, Arakawa, Grieco, Nicoletti, ancora Grieco, Nicoletti, si avventura, poi cede a Mansueto, Arakawa prova a calciare su Mansueto, insiste l'Audace, Ferreira,
dentro Arakawa, in spaccata non ci arriva per un soffio. Diana Santos, Di Vincenzo tocca Biasiolo, rimessa Bitonto, ancora Diana Santos, calcia, palla forse deviata da Chiara Persiano, ingresso in campo della giovanissima, classe 2006, 19 anni per Persiano. Renata intanto per il Bitonto, lo scarico su Mansueto, Pomposelli blocca la conclusione ma si fa male, a terra Pomposelli. Si rialza Arianna Pomposelli, la calcettista romana, 34 anni. Dal 2021 gioca nell'Audace, è diventato ormai un punto di riferimento. Arianna Pomposelli che ora si concede questa giocata su Diana Santos. Ancora Audace Verona che prova comunque ad andare alla ricerca del gol della bandiera con forza, ci sono ancora 9 minuti da giocare, prova a sfruttare la freschezza della giovane Persiano. Putov, Pomposelli, Putov, Pomposelli, ancora Persiano, Putov, si porta il pallone fuori, Luana Putov, cambio tra i pali, salutata con un forte applauso Stefania Coda. Bitonto che ha puntato molto su Stefania Coda, ha scelto di integrarla subito nella prima squadra, salutando Sesti che era stata scelta come vice Iosi a inizio stagione, dando appunto molta fiducia a Stefania Coda. Anche Marzoli quando può inserisce la giovane calcettista. Coda che non ha neanche la maggiore età, 17 anni, esordito a 16 in Serie A, arrivata quest'anno tra l'altro da Polignano, tanto prova Tampa di un palmo lontano dal secondo palo. Coda che ovviamente è protagonista anche con l'Under 19 della squadra allenata da Lusileia. Ora recupera questo pallone, Coda va da Tampa, Renatigna, questo anche un elemento che va a sottolineare la volontà della dirigenza bitontina di puntare anche su elementi del settore giovanile, ne stanno crescendo diversi, ma seguiamo Lucileia che prova a girarsi alla ricerca del gol del 7-0, ma la palla viene deviata da Marta Verdù. Tampa, Diana Santos, calcia lei, Verdù, in tuffo disinnesca la botta consueta di Diana Santos. Renatigna,
cerca spazio, va da Diana Santos che sposta il pallone a sinistra, Tampa, poi Renatigna 1 contro 1 dietro per Tampa, ancora Lucileia con la suola, va da Tampa, lo scarico per Diana Santos, Lucileia alla ricerca dello spazio per calciare, ci prova Diana Santos, addosso a Biasiolo che vince il duello con Diana Santos, coda, rimane lì sul pezzo e non si fa sorprendere da Biasiolo. Applausi ancora per Stefania Coda. Lucileia, Tampa, Diana Santos, Renatigna, la giocata, Renatigna scarica per Tampa, Verdú, che parata sul primo palo, sull'ennesima grande giocata, prestazione molto molto positiva di Tampa questo pomeriggio. Calcio a Renatigna, ancora super Verdú, Diana Santos, Lucileia a 6 minuti dalla fine, Bitonto che insiste alla ricerca del settimo gol di questo pomeriggio al Palapansini. Tampa allunga il piede Biasiol, ma è ancora Tampa a gestirlo. Puttoff legge la situazione, prova a far partire Pomposelli, Lucileia è brava a recuperare il pallone, l'ultimo tocco è di Lucileia, Puttoff, Biasiol fa viaggiare Federica Ficeto, altro giovane elemento a disposizione di Andrea Rossi. Puttoff, Biasiolo, ancora Ficeto, pallone uscito, la rimessa per il Bitonto. Renatigna per Diana Santos, va Diana Santos dentro, Lucileia, Diana Santos ancora, arriva Tampa e ancora Verdú ci mette una mano, grande prestazione di Marta Verdú nonostante le 6 reti, ci ha messo tanto del suo per evitare un margine più ampio la spagnola dell'Audace Verona. Palla dentro, Renatigna e qui non può nulla Verdú sulla conclusione ravvicinata di Renatigna che va avanti a suon di gol multipli, tripletta quest'oggi dopo la tripletta della settimana scorsa. Allunga 26 gol in questo campionato, sempre più sola in vetta alla classifica marcatori Renata Damatti, che segue tra l'altro una sua compagna di squadra Mansueto, seconda classifica marcatori 22 gol, terza ancora una giocatrice del Bitonto, Lucileia, ma l'abbiamo detto anche in occasione delle altre partite, l'abbiamo già detto in questo caso, grande vena realizzativa del Bitonto, più di 100 gol segnati, è quasi fisiologico che la vetta della classifica marcatori sia popolata da giocatrici della formazione di Marzoli. Time out a 5 minuti e 08 dalla chiusura di questa partita che vede un dominio abbastanza netto della Bitonto, che si proietta verso una sfida importante, quella contro la capolista Pescara, oggi distante un punto ma con una gara in più giocata, ovvero non ha riposato la formazione adriatica. E sabato prossimo c'è Pescara Bitonto il 22 febbraio alle 18:30, salvo variazioni, gara che sarà importante per definire le gerarchie in vista ovviamente dei playoff. Diana Santos, Renatigna, Tampa, ancora Diana Santos, Lucileia, Diana Santos, Tampa, ultimo tocco
di Pomposelli, corner subito battuto. Lusileia stanca, Lusileia, buona partita, molto buona anche della numero 10 che qui col mancino impegna ancora. Portiere che è cambiato, ora è Lucia Zardini, altro giovane elemento, brava ad opporsi. Lucia Zardini, anche lei molto giovane, classe 2007. Buona Zardini si è opposta a Lusileia. Ultimi 4 minuti, poco meno, la fine della partita. Renatigna, Tampa, Diana Santos affronta Ficeto, palla a 2 passi da Renatigna, fa girare la sfera, il Bitonto, Diana Santos dentro, poi Diana Santos, Tampa, ancora la squadra di Marzoli. Renatigna, Diana Santos dietro per Coda. Diana Santos di prima per Lusileia. Che gol meraviglioso, che costruzione meravigliosa. Bello il tocco di Lusileia, ma anche il lancio di Diana Santos di prima. Per l'8-0. Gol di Lusileia, fredda e lucida nel superare Zardini, ma vanno spese anche 2 parole per il lancio di prima di Diana Santos, che ha messo Lusileia davanti alla porta. 3 minuti, 8-0, 3 minuti da giocare, 8-0 per il Bitonto. Nicoletti vince il duello con Biasiolo. Renatigna ha spazio, dentro c'è Mansueto, il palo di Renatigna. Zandonà, Mansueto, Tampa, Nicoletti, Nicoletta Mansueto. Ancora Mansueto, insegue il pallone, palla fuori, messa laterale per l'Audace Verona. Putov, Biasiolo, Arakawa, Coda, Tampa, Arakawa tiene il pallone in campo, no, la giapponese non è riuscita a tenere il pallone nel rettangolo. Dentro intanto un altro volto giovane di questo Bitonto, Mayra Abbadessa, bitontina, classe 2006. Anche lei protagonista con l'Under 19, Mayra Badessa. Prova ad andare in profondità da Pezzolla, Zandonà, calcia col mancino, palla fuori. Rimessa dal fondo per il Bitonto. Con le mani Coda, dall'altra parte Zardini, Putov, Zandonà, Biasiolo, Zandonà sbaglia, allora Mansueto può andare da sola, le ruba il pallone Zandonà.
Audace Verona tra l'altro altra formazione che lavora molto bene sui giovani, d'altronde nelle competizioni che riguardano appunto i giovani sempre presente l'Audace Verona a dire la propria. Pezzolla, Nicoletti, Abbadessa, ancora Nicoletti, Abbadessa, Nicoletti, di corsa Nicoletti, Zandona la contiene. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi prima del fischio finale di Bitonto Audace Verona, Bitonto che sorride con una vittoria importante proprio perché avvicina Pescara, capolista e prossima avversaria della formazione di Marzoli. Occhio ovviamente a quello che accade stasera alle 18, perché sempre su questa piattaforma potete vedere il big match della giornata numero 18, Tiki Taka Falconara, partita anche questa molto importante per definire i contorni di una classifica che vette è molto combattuta. È una classifica che viene per forza di cose disegnata soprattutto dagli scontri diretti. Zandona, ultimi 24 secondi, fa spallate con Abbadessa, finisce contro la balaustra. Zandona, si rialza tra gli applausi del pubblico del Palapanzini e allora Zandona. 20 secondi ancora da giocare, siamo quasi ai saluti. C'è questo calcio di punizione direttamente in porta, il pallone non ci arriva Arakawa. La deviazione del Bitonto e allora rimessa per le veronesi. Fuori il pallone per Zandona, addosso a Mansueto che allontana, che rimbalza su Nicoletta Mansueto. Zandona, Arakawa, prova la finta su Nicoletti, passa il pallone, Zandona non si chiude il triangolo perché c'è Nicoletti che chiude all'angolo l'Audace Verona. Ultimo tentativo, Biasiolo, e no, manca ancora un decimo. Arriva la sirena, arriva la fine della partita, 8-0, netta vittoria del Bitonto che si avvicina alla Pescara e sabato c'è Pescara Bitonto. Audace Verona invece che nonostante ha provato a contenere le ragazze di Marzoli, torna a casa con una sconfitta, ma importante sarà la sfida della prossima settimana con la Lazio. E allora noi con le immagini delle due squadre schierate a centrocampo vi salutiamo, gli applausi del Palapanzini alle leonesse bitontine. Noi ci risentiamo per il prossimo match casalingo del Bitonto, appuntamento con il grande futsal femminile di Serie A, sempre sulla piattaforma della divisione calcio C.